Ritrovata ieri la ragazza diciottenne scomparsa la mattina del 1° novembre in una zona di Mussolente, nel Vicentino. Le sue ricerche hanno impegnato l'unità di comando locale di Vicenza, la squadra di Bassano, gli esperti in topografia applicata al soccorso, le unità cinofile e i volontari della protezione civile. I soccorsi si sono anche avvalsi di ricognizioni dall'alto, effettuate anche grazie all'elicottero del reparto volo di Venezia Drago 154 e il nucleo regionale SAPR, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto del Veneto. Il ritrovamento è stato fatto ieri verso le 10:50 da un passante. La ragazza si trovava nei pressi di un'abitazione a Mussolente. La giovane è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in ospedale. Presenti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno ricevuto la telefonata del ritrovamento. La ragazza si trovava in condizioni fisiche discrete. Invece, a ieri sera erano ancora in corso le ricerche di un 40enne scomparso sempre il 1° novembre durante un'escursione in montagna presso la cima del Corno d'Aquilio nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo, nel Veronese. Impegnati sul posto le unità di comando locale di Verona con esperti in topografia applicata al soccorso, unità cinofile e droni con apparecchiatura Life Seeker in grado di individuare la posizione di un cellulare. Sul posto anche il soccorso alpino e volontari della protezione civile. Le ricerche dei soccorritori sono rese particolarmente difficili per le avverse condizioni meteo. In quota, oltre la pioggia, ieri era presente un forte vento, tanto che i vigili del fuoco lungo alcuni sentieri particolarmente esposti hanno dovuto utilizzare imbragature di sicurezza. Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa a Chioggia, le migliori brioche per la vostra colazione, le deliziose paste per i vostri momenti golosi e le magiche torte per i vostri giorni più importanti. Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa a Chioggia, 041 400 902.